Forza Lazialotti! Sembrano match scontati, ma i paradossi rendono le partite più incerte fino all'ultimo secondo. Amici di Sportisili, ciao, da Salvo Geraci siamo live dal Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo. Il super giovane Castellammare, 11ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Vuole sfruttare il fattore casa la super giovane perché vuole allontanarsi dalla zona playout e i numeri l'aiutano. Qui infatti ha ottenuto le 3 vittorie di questo campionato e ha subito solo 2 gol tra le migliori difese. Invece il Castellammare è poco sotto la zona playoff, ma in trasferta ha raccolto soltanto 2 punti in 5 partite e soprattutto è l'unica squadra a non aver ancora segnato. Le 2 formazioni super giovane Castelbuono in maglia nera con il 4-2-3-1 di Marco Vittorietti, Campodonico in porta, in difesa da destra verso sinistra Iker Gonzalez, Mané, Pennisi e Mendia, a centrocampo Orosco e Marrone, Billetta a destra, Ronde a sinistra, Cabrera dietro l'unica punta maltese. A disposizione in panchina man mano per la porta, poi Mazzola, Presti Giovanni, Camarà, Genovese, La Grua e Cotugno. Risponde il 3-5-2 di Gianluca Cardinale del suo Castellammare, Di Paola in porta, in difesa Caronia, Adamo e Tarantino, a centrocampo Caiozzo, Milana, Musso, Lopez e Frisella, in attacco Taibi e Man a disposizione per la porta, in panchina poi Lobosco, Amato, Pizzolato, Ribaudo, Piazza, Pittanza, Pizzitola e Bussa alla prima convocazione stagionale, lui che è arrivato da poco, ex Folgore Castelvetrano. Ultimi check, sia in campo che a bordo campo per questo 11° turno di campionato che è già iniziato ieri con la vittoria della capolista Athletic Palermo in casa 1-0 contro la Parmonval. Alle 14:30 sono iniziate ben 4 partite. C'è la Folgore Castelvetrano in vantaggio per 3-0 sul Casteldaccia con i gol di Idrissù, Erbini e Tarantino. Anche il San Vitolo K in vantaggio per 3-0 sul Lascari Cefalù, a segno Barbera e Salvia. Avanti l'Accademia Trapani 2-0 sulla Don Carlo Misilmeri grazie alle reti di Secan e Mbie. In campo anche San Giorgio Piana e Partinico Audace sullo 0-0 alle 14:45. È iniziata Unitas Sciacca Marsala alle ore 15, Oratorio Marineo Gela. E questa partita qui, quella tra Super Giovane Castelbuono e Castellammare, iniziata da una quarantina di secondi, dunque tutti comodi per il match del Failla. Dicevamo la Super Giovane in maglia nera, di conseguenza, come state anche vedendo, il Castellammare è in maglia azzurra. Super Giovane che arriva a questa sfida dopo tanto rammarico dalla trasferta di Gela, dato che ha perso al 93esimo contro il Gela 2-1. Aveva subito il primo gol e poi il pareggio di Cabrera con il terzo gol in 2 partite. Un bel gol da centrocampo, dalla distanza all'angolino, poi il gol al 93esimo con un presunto assist di Arcidiacono per Manfred oltre la linea di fondo. Si ferma per qualche secondo Malik Ba, si rialza l'attaccante del Castellammare, pallone riconsegnato alla Super Giovane Castelbuono che lancia subito in profondità Ronde. C'è la difesa a
mandar via. Dall'altro lato il Castellammare qui arriva dopo l'1-0 contro il San Giorgio Piana, che ha subito così la prima sconfitta in questo campionato. Decisivo il gol di Adamo al 23esimo del primo tempo. Una partita equilibrata con un legno per il Castellammare, ben 2 per il San Giorgio Piana. L'ultimo nel finale per eventualmente pareggiare quella partita. Tra l'altro sul gol del Castellammare un presunto fallo, azione che poi è proseguita. È una sfida questa qui che vede la super giovane favorita per il fattore casa, come abbiamo un po' anticipato, però è sempre il campo a parlare, come dicono tanti allenatori. Inoltre questa qui è la terza sfida nella storia tra queste due squadre, perché si sono affrontate nella scorsa stagione, ovviamente sia all'andata che al ritorno. Qui alla FAI la vittoria per la super giovane per 2-1, al ritorno il pareggio per 2-2 al Matranga. Fallo e punizione conquistata dal Castellammare. Si rialza Dario Taibi, ancora titolare nello scacchiere di Gianluca Cardinale, che assieme a Marco Vittorietti compone la coppia degli allenatori in prima più giovani del campionato. Specifichiamo in prima perché c'è anche Raffaele Palazzo del Lascari Cefalù, ma lui è sia allenatore che giocatore. Punizione per il Castellammare, alla battuta il destro di Musso, pallone dentro, ancora vivo la proposta di Frisella, ribattuta in calcio d'angolo. I trapanesi provano ad andare verso la porta difesa da Lautaro Campodonico. Quasi tutti a saltare, battuta che si deve ripetere perché in area c'è qualche cosa da risolvere. L'arbitro va a parlare con Frisella, arbitro Mirko Currò della sezione di Messina, assistito da Marco Garofalo di Palermo e Giuseppe Calarese, anche lui della sezione di Messina. Si va con la battuta dell'angolo, primo palo in anticipo rispetto a tutti Cabrera, che attende il rimbalzo del pallone. Strano va sul fondo, altro calcio d'angolo, il terzo consecutivo ma secondo ufficiale, dato che il primo si è ripetuto. La battuta stavolta verso la porta di Campodonico, che respinge, calcia, tiro respinto. Altra proposta, esce Campodonico, anche se c'era posizione di fuorigioco. Applaudito il portiere della super giovane, dei tifosi arrivati al Failla, sistemati in curva proprio alle spalle dell'argentino arrivato in estate. Frisella, pallone che passa in mezzo al campo, il colpo di testa di Caronia. Pallone profondo, il retropassaggio a Di Paola, un po' marcato. Pallone finisce fuori. Mendia lo trattiene un minimo poi Marrone scarica su Pennisi.
Ancora Fabian Mendia, tunnel su Musso. Cabrera. Tutti gli occhi sono su di lui in questo periodo. Marrone, lancio morbido con la presa di Paola verso Maltese. Era indirizzato questo pallone, lo ha brancato il portiere del Castellammare. Cercato qui Taibi, sponda su Ba, che preferisce allargare. Trova impreparato Lopez, cross di Frisella, pallone tutto su Pennisi che spazza su Ba, che vorrebbe un calcio di punizione. Dato il rimpallo, c'è comunque rimessa laterale per il Castellammare. Rimessa lunga direttamente in area, salta di testa Capitan Pennisi, ripropone il Castellammare con Caronia. Tarantino in mezzo, Pennisi libera, Marrone scarica dietro a Iker Gonzalez, c'è però Lopez in traiettoria, tutto spento con la rimessa dal fondo per Campodonico. Rimessa laterale per il Castellammare con Tarantino. Rondé. Tarantino lo disturba e si va a prendere la rimessa laterale. Pennisi, ci pensa lui, ancora Marrone dietro, Pennisi gira palla, la super giovane. Chiusura di Bartolo Caronia. Testa ancora Caronia, Musso adesso va per Taibi che protegge e gira il pallone molto bene per Frisella. Avanza Frisella, sterza, prova la Veronica, è fermata Frisella ancora ad allargare, cross basso, Pennisi di testa. Giocata forse un po' forzata, era comunque riuscita Alex Misilmeri, qui commette fallo però. Rimessa laterale per il Castellammare, pallone troppo lungo per Taibi, riparte la super giovane con Campodonico per Villetta. Gioca lui a sinistra, Ronde invece è a destra. Cabrera. Il passaggio in verticale, poi la chiusura di Adamo. Pallone che finisce in gradinata. Cabrera. Dietro per Orozco. A girare il pallone. Mendia segue il movimento. Villetta, cross basso. La risposta di Caiozzo. Sta facendo il braccetto
di destra, lui che oggi fa 50 presenze con la maglia del Castellammare e anche in carriera tra i grandi. Mané gira su Fabian Mendia, lamenta un fallo, Billetta, c'è calcio di punizione, ha perso anche lo scarpino il classe 2005, punizione che si batte subito, arbitro che interrompe nuovamente l'azione. Tarantino che parla con l'arbitro, gli dice di dover fischiare in caso di fallo. Barriera 2 sistemata da Di Paola. Marc Cabrera con il destro, è un passaggio, è uno schema, Billetta calcia da fuori, centrale per Di Paola. Orosco, ancora la super giovane Frisella. Si prende il fallo. Poi il fair play tra Orosco e Frisella. Frisella prova il cross, respinge Pennisi, guadagna metri il Castellammare, che sta prevalendo seppur con lentezza sulla super giovane. Nuovo recupero dei trapanesi, pallone in mezzo, Taibi quasi spalla alla porta, il pallone passa, Frisella, spalo! Il pallone resta in area, poi viene spazzato forte e c'è il cartellino giallo per Taibi, che ha commesso fallo secondo l'arbitro. Fatto sta che Frisella ha avuto l'occasione per il vantaggio. Fallo in attacco, alla fine poi parlano Marrone e Musso. Castellammare che ha schierato, come dicevamo, Caiozzo come braccetto di destra. A destra sulla fascia c'è Milana, Musso fa all'interno di destra, c'è Caronia in mediana, un ritorno alle origini per lui, e poi verso la fascia di sinistra Lopez e Frisella sull'esterno. È proprio lui a prenderla di tacco qui. Tarantino copre, è rimessa per il Castelbuono. Battuta non proprio secondo le regole. Gli arbitri ci tengono particolarmente alla battuta della rimessa laterale, in modo che possa essere effettuata con le braccia alte e poi la spinta in profondità per mandare il pallone in campo. C'è il 4-0 del San Vitolo Capo sulle Lascari Cefalù, segnato Bulades. San Vito 4, Lascari 0.
Pallone profondo, lo riprende Cabrera, va fino in fondo nonostante la pressione di 3 avversari, poi lascia il pallone lì. Il traversone non è neanche partito. Villetta, Cabrera, scambiano i due. Villetta non ce la fa ancora, Cabrera sempre in mezzo agli avversari, propone in mezzo, Adamo in angolo. Si rende pericolosa la super giovane con la sua stellina Marc Cabrera. Mucchio al limite, batte proprio il boliviano. Pallone in mezzo, stacca Pennisi, un po' difficile il suo colpo di testa, finisce largo. Destabilizzato Tarantino da Ronde, punizione per il Castellammare. Ha un po' rischiato perché aveva la gamba alzata nel momento in cui stava andando a prendere il pallone Iker Gonzalez, e quindi con il rischio di colpire in faccia l'avversario. Altro fallo, altri metri guadagnati dalla squadra ospite. Che oggi deve fare a meno di 3 titolari per squalifica: Messina, il capitano, e i 2 Terranova, Mattia e Danilo, oltre a Urso, Oliveri, Vaccaro, Di Matteo e Baio. Oggi è tornato a disposizione Francesco Amato, che siede in panchina. Lato super giovane invece c'è l'assenza di Sidico, oltre a quella di Prestianni e di Pappalardo. Senza pesante quella di Prestianni, ancora non al meglio della sua condizione. Sidico invece sembra quello essere più indiziato a una cessione, dato che nell'ultimo periodo ha giocato poco. Pappalardo invece è la bandiera di questa squadra dal 2017 in nero-oro. Punizione di Frisella, 2 in barriera per la super giovane. Parte Frisella, tacco provato da Caronia, poi il tiro alto di Tarantino in curva. Anche contro il San Giorgio Piana Caronia ha fatto un assist di tacco. Sui sviluppi di una situazione simile, il pallone è finito sul palo. Ci ha voluto riprovare l'ex Parmanval. Il pallone non va bene, si deve cambiare, non sembra essere molto gonfio. Ce l'ha Di Paola, quello nuovo. Marrone di testa, accanto a lui c'era Mané. Marrone la mette giù con eleganza, poi Orozco trova l'avversario, Cabrera apre da Ronde.
fino in fondo, cross deviato, calcio d'angolo. Angolo per la super giovane Castelbuono. Alla battuta Orosco. Si muove tanto Billetta. In mezzo, pallone dentro, di testa Caronia libera. Adamo vuole a tutti i costi superare Maltese. Non riesce ad aggrapparsi. E allora la super giovane rimane nella metà campo avversaria. Arriva prima di tutti Caronia. Arriva il secondo pallone spazzato in gradinata. Mendia alla battuta. Cabrera. Mendia. Proposta che fa un attimo di paura perché il primo palo era quello più scoperto. Di palo è uscito. Adesso è la super giovane che si affaccia dalle parti di Di Paola. Ma il Castellammare ha davvero avuto la più grande chance costruita al momento con il palo di Frisella. L'anticipo proprio di Frisella, lancia, va, area di rigore, tocco verso Taibi, mette in angolo, Mendia, si lamenta un fallo, non c'è nulla, secondo l'arbitro, qui lo commette Adamo su Maltese, arbitro che poi va verso la panchina del Castellammare, parlando con Gianluca Cardinale, allenatore. La punizione per la super giovane. Mendia non la riesce a salvare Billetta. Mané deve stare attento data la pressione di Taibi, arriva anche Ba, Mané cade da terra, la riesce a passare sia Mendia ma il pallone esce. Il tocco però è stato del Castellammare. Fase di impostazione un po' pericolosa dato che c'è la pressione immediata su Marrone. Si va con la punizione, siamo verso la mezz'ora. Poche emozioni al Failla. L'arbitro parla con Adamo. Ronde aspetta. Il pallone riesce ad effettuare la sponda per Maltese. La prende Di Paola. Altro fallo. Altro fischio dell'arbitro.
Si rialza Taibi. E punizione per il Castellammare. Sta andando avanti un po' così, in questo modo, la squadra ospite. Sempre 2 in barriera per Campodonico. La battuta in mezzo, Maltese di testa, poi Frisella al volo. Fuori. Luca Frisella, il più pericoloso al momento. Marrone. Pilletta. Attaccato da Musso. Cambio di gioco. In 2 a cercare il pallone. Ci arriva Orozco. Nessun fallo di Taibi. Allora Frisella. Ancora Taibi. Cade giù. Stavolta sì che c'è il fallo. C'è anche il giallo per Mattias Alejo Orozco. Altro calcio di punizione per il Castellammare. Stavolta siamo più centrati nei confronti della porta. Ed eventualmente il Castellammare può tentare il tiro verso la porta. E infatti Campodonico ne mette 4. Frisella col mancino in curva. Non è soddisfatto Vittorietti. Vuole più velocità dei suoi. Mané. Bah. Perde tempo Mané. Bah, ne approfitta! L'1-0 del Castellammare con Malik Bah. L'errore in fase difensiva di Manuel Mané. E il Castellammare ne approfitta con il suo bomber 1-0. Il classico lavoro da attaccante. Ha temporeggiato troppo in difesa. La super giovane, il gol di Iba, che fa così 3 in campionato. E soprattutto cresce il suo bottino con questa maglia. Sono 29 gol. La rete di Malik Bah su errore di Mané. Orozco cerca subito Ronde. Troppo forte il passaggio. Il livello di intensità è rimasto uguale sia lato super giovane che lato Castellammare, soltanto che il Castellammare ha avuto quel palo con Frisella, è riuscito ad avere quella continuità seppur a sprazzi di presenza nell'area avversaria e ha colpito quando ha avuto l'opportunità. Fallo di Caronia su Cabrera.
Padroneggia il pallone, poi serve Billetta. Ronde dietro, subito Orozco, da fuori, passo fuori. Il tiro di Orozco. Castellammare che così ha trovato il primo gol in trasferta del suo campionato. Dagli altri campi invece la Folgore ha segnato il quarto gol con il Casteldaccia. Folgore Castelvetrano 4, Casteldaccia 0. Ed è passato in vantaggio il Marsala a Sciacca. Dunque Sciacca 0, Marsala 1. Frisella di prima in mezzo, cerca Ba. Prima c'è Pennisi. Rimessa lunga, sempre verso Luca Frisella. Praticamente un'ala sinistra più che un esterno di centrocampo. Per quanto si sta proponendo. Cabrera. Billetta. Seguono i compagni Cabrera, Damendia. Prova il tunnel su Musso. E attento però il centrocampista del Castellammare. Taibi. Si muove bene anche con il corpo Caiozzo da Di Paola. Iker Gonzalez, palleggio. Se la allunga interviene Frisella. Rimessa laterale. Taibi, forse un tocco con il braccio, si continua. Subisce fallo. Si sta prendendo tanti calci di punizione Dario Taibi. Ma non soltanto lui, ma il Castellammare in generale. Punizione per i trapanesi. Musso va in mezzo, colpo di testa all'indietro di Mendia e calcio d'angolo. Alla battuta va Frisella in area. Iker Gonzalez. Su Tarantino, che è finito giù, si chiama l'intervento della panchina. Una trattenuta, diciamo, un po' prolungata. A tal punto da far cadere l'avversario. Si rialza Tarantino. Parla con l'arbitro. Deve lasciare momentaneamente il campo. Dunque il Castellammare
batte l'angolo in 10 uomini, parte Frisella, primo palo, il colpo di testa di Adamo, pericolosissimo, si è tuffato molto bene il difensore del Castellammare, poi il cross bloccato da Campodonico che sbaglia nel controllo. C'è un cartellino giallo per Caiozzo. Che è il risultato di interferenza verso le portiere della Super Giovane. È stato un po' impedito il rinvio. Ma altra occasione per il Castellammare con Adamo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ha calcolato benissimo i tempi. Gli viene chiesto di non perdere il pallone, lui se lo allunga, Mané si mette davanti, le serve a Cabrera. Marrone, Cabrera dietro per Mané. Pennisi, quasi asfissiante la pressione di Va, pronto a recuperare palloni come in occasione dello 0-1. Il furto a Manuel Mané. Il lancio del portoghese per Billetta, lamenta un colpo irregolare di Adamo, si continua però. Pennisi scavalca Adamo, evita anche Tarantino, poi incontra Iker Gonzalez, Villetta si rialza. Alla fine è punizione per la super giovane Castelbuono. Orosco dietro per Pennisi. Scambiano i due. Poi si va da Mané. Attaccato da Ba. Con l'esterno Mané. Il pallone per Caronia. Passaggio in profondità. Posizione irregolare per Taibi. Partito oltre la linea dei difensori. Frisella, altra giocata che ha voluto provare. C'è Orosco che gira su Mendia, non la prende in maniera pulita, poi evita Musso, la riprende il Castellammare. Milana la salva, secondo l'arbitro. Taibi dietro con Caronia che gira da Frisella. Guarda in mezzo, c'è Ba che si inserisce, pallone troppo forte per l'autore del gol. E allora nulla di fatto. 5, poco meno, più recupero alla fine del primo tempo. Un paio di minuti si potrebbero ipotizzare. Cabrera, largo da Orosco. Lancio profondo da Ronde. Vuole il colpo di testa, c'è. Arriva prima Di Paola. Va di testa, Orosco cade. Nel frattempo si continua. Ronde dietro, Pennisi. Si scusa con Orosco. Qui c'è il fallo di Caronia su Cabrera. Marrone per Ronde. Pallone girato ancora, Ronde. Scambia tanto la super giovane Cabrera in mezzo a tre. Riesce anche a calciare, ma debolmente. Pallone bloccato da Di Paola.
Di testa Mane, incoraggiato da Campodonico. Marrone, Ronde, interviene Tarantino, si impone sull'avversario. Taibi finisce a terra, altra punizione conquistata dall'ex Oratorio Marineo. Le sta azzeccando tutte l'attaccante del Castellammare. Tarantino verso Taibi, prima Iker Gonzalez, va a centrocampo da Caronia. Tarantino, basso, la prende Musso, insiste lui, poi Iker Gonzalez spazza verso Ronde, controllo regolare, Caiozzo, praticamente la butta fuori. Maltese, Cabrera, Mendia capisce i tempi dell'arrivo di Caronia, poi Pennisi, Iker Gonzalez, ancora il Castelbuono, Cabrera, si avvicina la squadra di Vittorietti verso la porta, basso Mendia, leva via Caiozzo, di prima Taibi verso Ba, posizione regolare, c'è Mané che con il tacco in maniera involontaria blocca lo scorrimento del pallone. Rimane al Castellammare il possesso. Caiozzo, Milana, in mezzo a due, cade, non c'è fallo. Il recupero di Marrone, chiede palla Ronde a destra. C'è Cabrera accanto all'ex AC Sant'Antonio, Pennisi in difficoltà dietro da Mané. Allarga in maniera pulita su Billetta. Billetta prova il tiro, addirittura deviazione di Caiozzo. Tarantino di testa lontana. Marrone, Orosco chiede palla Mendia largo a sinistra. C'è Billetta che è più vicino. Tra le linee, Cabrera non la prende. E allora pallone per Frisella a terra, punizione. Dentro il tempo di recupero. Arbitro che fa giocare Mendia. Prova a combinare qualcosa la super giovane. Lancio lungo verso Cabrera. Adamo salta in alto. C'è però il fischio dell'arbitro dopo un solo minuto di recupero. 1-0 per il Castellammare, avanti grazie al gol di Ba al 31esimo su errore in difesa di Mané. Castellammare che in precedenza aveva colpito un palo con Frisella, tra i migliori in campo all'interno di questi 45 più 1. Cabrera non molto contento nello scendere verso gli spogliatoi. Noi ci prendiamo una pausa e poi torniamo sempre qui in diretta dal Failla. Coach Santino Coppa, esperienza nuova alla Stella Basket Palermo. Intanto partiamo dalle motivazioni che l'hanno convinta ad abbracciare questo progetto.
Guarda, le motivazioni sono dettate più all'amicizia e alla stima dei dirigenti della Stella, sia Giacomo il presidente, Giancarlo, Tiziana, insomma ci conosciamo dai tempi in cui io ero qui col Verga, quando abbiamo quei 2 anni e mezzo in cui abbiamo centrato la promozione in A1, e quindi è nata un'amicizia. Nel momento in cui, ma roba di 3 giorni fa, sono venuti a trovarmi a casa mia a Priolo, mi hanno chiesto questa mano d'aiuto, ma soprattutto la loro intenzione di affrontare il basket non più come da un punto di vista dopolavoristico, questo quantomeno sono state le loro parole, ma con un piglio più manageriale e più professionale. Ecco. E chiaramente non mi sono sottratto a questa loro simpatica richiesta per venire qui a Palermo, dove tra l'altro ho tanti amici, ho vissuto oltre questa parentesi col Verga, ho studiato qui all'ISEF ai tempi, insomma Palermo è una città che mi affascina e oltre mi affascina questo ritorno, ma sommesso direi, non siamo qui per fare proclami. Chi mi conosce sa che mi metto sempre con grande disponibilità, con grande umiltà in questo, diciamo, in questo progetto come in altri in tempi passati, e queste sono le motivazioni. Ecco, visto che giustamente non si parla di proclami, parliamo un po' di progetto, di diciamo anche pianificazione in un certo senso. Cosa ci si può aspettare non tanto come risultati, ma quanto proprio come crescita del progetto dalla Stella durante il suo mandato, diciamo così. Non ci diamo delle tempistiche. No, non ci diamo delle tempistiche, anche perché, ripeto, mi sono catapultato qui in un contesto a me sconosciuto, proprio, per cui il nostro, ripeto, è un incontro che mi auguro con la loro progettualità, e soprattutto se riescono a trovare un minimo di mezzi, e con la mia professionalità cercare di far fare un balzo in avanti a una società che ormai vive da tanti anni, ma che, così mi hanno detto i dirigenti, gli amici dirigenti, vorrebbero che un pizzico di professionalità in più, e poi chiaramente dove si può arrivare, dove arriveremo, è innanzitutto presto, ma è anche prematuro, perché chiaramente non si può. Io sono qui per una presa di visione, inizierò a conoscere le ragazze, inizierò ad allenarle, e già domenica, sabato prossimo sarò in panchina, ma ripeto, non c'è nulla da. Quello che possiamo assicurare, sia io che i dirigenti, è grande disponibilità, grande impegno, grande umiltà da parte mia, che mi calo in una realtà giovane, in una realtà non professionale al momento, per vedere a che punto e quali sono le potenzialità nostre, dico nostre, mi ci metto anch'io, per vedere di riuscire a fare un piccolo salto di qualità. Ecco, per chiudere, facendo un po' un piccolo termometro della situazione, non tanto del basket a Palermo, ma più in generale del basket femminile nella nostra regione. Non stiamo vivendo, per usare un eufemismo, il nostro miglior momento negli ultimi anni. La retrocessione, chiamiamola così, di Ragusa ne è un piccolo esempio. Quali possono essere le ricette o comunque gli ingredienti per far sì che il basket femminile in Sicilia possa rivivere delle stagioni un po' più esaltanti, oltre che come risultati ma anche come presenza sul palcoscenico nazionale? Ecco, questo è un po'. Intanto bisogna impegnarsi sul reclutamento, e poi soprattutto i club onestamente vivono in un contesto difficile, dove molto spesso le istituzioni non sono così disponibili ad aiutare. E gli sponsor, la situazione anche economica del paese non aiuta a trovare degli sponsor,
per cui questo contesto in Sicilia incide ancora ulteriormente rispetto a quello che è poi il contesto italiano. E quando un club come Passalacqua diciamo, è stato costretto, tra virgolette, ad autoretrocedersi, è un segnale forte, un segnale di allarme, e bisogna un po' tutti gli addetti ai lavori, ma non solo, ricorrere a, insomma, trovare i mezzi per poter fare. Io negli ultimi anni ho vissuto a Malta, diciamo, sono stato coach a Malta dove ho vinto parecchio, tra l'altro l'ultima stagione partendo da 2-0 nei playoff, poi abbiamo vinto 3-2, quindi conquistando uno scudetto insperato con una squadra molto giovane. E devo dire che anche lì ho costruito, perché i presupposti non erano dei migliori, ma in questi 3 anni ho dato una spinta notevolissima al basket maltese, ho avuto riconoscimenti in questo senso anche da parte della federazione maltese. Mi auguro che anche in Sicilia, per rimanere proprio nel nostro contesto, anche in Sicilia ci sia una progettualità, e io per quel che mi riguarda darò il mio contributo, ma ripeto, una mosca bianca non può risolvere alcun problema. E naturalmente tutti insieme, chi ha a cuore lo sport, ma in particolare il basket, ci dobbiamo adoperare per cercare di superare questo gap rispetto già all'Italia, che è notevolissimo, perché la Sicilia sta attraversando un momento forse dei peggiori, e se non fosse per Trapani del presidente Antonini, a cui va il plauso maggiore, perché ha chiaramente nel giro di una stagione ha fatto vedere le vere potenzialità, quando un manager illuminato come il presidente Antonini si presta, e chiaramente con una progettualità diciamo manageriale ha dimostrato che anche in Sicilia e nel caso particolare a Trapani si possono ottenere risultati importanti. Abbiamo provato un po' un nuovo modulo, sapevamo di trovare una squadra che ci attaccava e ci attaccavano tanti uomini. I ragazzi oggi hanno fatto quello che è stato provato durante tutta la settimana e l'hanno fatto abbastanza bene, e non abbiamo lasciato, diciamo, tanti spazi. Il primo tempo devo dire che abbiamo speso tanto, soprattutto i primi 33 minuti, 34 lì, perché era sempre un attacco, recuperare palle e attaccare. Poi loro praticamente, quando giustamente escono al secondo tempo, loro al secondo tempo hanno fatto qualcosa forse un po' meglio all'inizio, però poi li abbiamo controllato abbastanza bene la partita. Anche quando è un ragazzo che ha giocato quasi tutte le partite, non ha saltato una partita, quindi è successo questo infortunio, speriamo non sia niente di grave. Mannina rientrerà già domani, domenica può venire direttamente già in panchina. Ryan non ce l'abbiamo, è andato via, è voluto andare via, aveva dei problemi in famiglia e se n'è andato quando pare. Io so che è andato già in Francia, quindi non è nemmeno qua nelle nostre zone. Ryan non ha trovato lo spazio per poter giocare, anche perché noi avevamo i nostri due attaccanti, giocavamo in un modulo a 3 sul lato esterno. Abbiamo noi Lander che li facciamo giocare, quindi spesso e volentieri chiudono un po' le porte agli altri, agli over. Noi prepareremo anche la partita con l'Ascoli, come prepariamo tutte le altre partite, speriamo di fare bene, ce la giochiamo a casa, cerchiamo di prendere più punti possibili. La salvezza è il primo obiettivo della stagione e poi dopo si vedrà quello che viene.
È iniziato il secondo tempo di Super Giovane Castelbuono, Castellammare 1-0 per gli ospiti grazie al gol di Ba al 31esimo. Errore in fase di impostazione di Mané. Ba ne ha approfittato con un tocco sotto. Ha battuto Campodonico. Nessun cambio all'intervallo. Si ricomincia con i stessi 11 da una parte e dall'altra. Super Giovane in maglia nera con il 4-2-3-1 di Marco Vittorietti. Campodonico in porta, Iker Gonzalez, Mané, Pennisi e Mendia in difesa, Orosco e Marrone a centrocampo, Billetta a sinistra, Ronde a destra, c'è Cabrera dietro l'unica punta, Maltese a disposizione in panchina man mano per la porta, poi Mazzola, Presti, Giovanni, Camarà, Genovese, La Grua e Cotugno. Cabrera! Alto, grande occasione per la Super Giovane in apertura di questo secondo tempo con Marc Cabrera, reduce da 3 gol nelle ultime 2 partite. Manda alto da buona posizione. Castellammare che ha risposto con il 3-5-2 di Gianluca Cardinale, Di Paola in porta, Caiozzo, Adamo e Tarantino in difesa, Milana, Musso, Caronia, Lopez e Frisella a centrocampo, Taibi e Ba in attacco. A disposizione in panchina Manna per la porta, poi Lobosco, Amato, Pizzolato, Ribaudo, Piazza, Pitanza, Pizzitola e Bussa. L'arbitro è Mirko Currò della sezione di Messina, assistito da Marco Garofalo di Palermo e Giuseppe Calarese, anche lui di Messina. Ronde, lunetta, Tarantino stava perdendo l'equilibrio, si è rialzato però il difensore delle Castellammare, ancora Ginel Ronde, Iker Gonzalez, super giovane chiamata a rispondere in questo secondo tempo, lo ha già fatto con Cabrera, ma ha mandato alto. Marrone la salva un po' troppo, Taibi, Lopez, c'è Cabrera, tunnel su Lopez, è rimessa dalla Castellammare, voleva il tocco avversario il trequartista della Super Giovane. Degli altri campi il gol del Marsala a Sciacca lo ha realizzato Pedalino, poi c'è stato il pareggio dello Sciacca con Yamé, dunque al momento Sciacca Marsala è sull'1-1. Don Carlo Misilmeri che ha accorciato sull'Accademia Trapani il gol di Cerniglia in risposta a quelli di Secan e Mbie, dunque Accademia Trapani 2, Don Carlo Misilmeri 1. È stato Priola a fare il 4-0 della Folgore Castelvetrano sul Casteldaccia, poi c'è stato il 5-0 di Idrissù, dunque Folgore Castelvetrano 5, Casteldaccia 0. Poco fa il 3-1 dell'Accademia Trapani con Oddo sul Misilmeri, Accademia Trapani 3, Don Carlo Misilmeri 1. Sono 7 gol nelle ultime 2 partite per l'Accademia Trapani, entrambe con il ritorno di Alberto Amoroso in panchina. C'era stata la vittoria per 4-1 all'Ascari, ma questa qui momentanea contro il Misilmeri
ha un peso assolutamente diverso contro la squadra seconda in classifica. C'è anche il Gela in vantaggio a Marineo contro l'Oratorio, il gol di Manfred. Oratorio Marineo 0, Gela 1. Qui Cabrera avanza, cerca di proporre ma trova le schiene degli avversari. Occhio alla super giovane, sempre il tiro di Billetta, risponde Di Paola. C'è però la squadra di Vittorietti che sicuramente i suoi avrà detto qualcosa dentro gli spogliatoi. Mendia non va ancora alla cross, c'è Musso. Poi Mendia fa una giocata di troppo. Con il pallone che finisce fuori. E qualche tifoso se la prende con il terzino classe 2000. Adamo dice a Taibi: tieni questa palla, se no è finita. Ronde di testa, Tarantino verso la profondità, risponde Pennisi. Marrone gira da Mendia. Ancora Di Paola non è stato impensierito particolarmente. Castellammare che prima di trovare il gol ha colpito anche un palo con Frisella. Lanciato Ba che rimane sulla sua mattonella perché il pallone è troppo lungo. Ammonito Pennisi per questo fallo su Taibi. Punizione per il Castellammare. Concludendo il quadro delle partite, il San Vitolo Capo è sempre avanti 4-0 sulle Lascari Cefalù ed è sempre 0-0 tra San Giorgio Piana e Partinica Audace. Ieri la vittoria dell'Athletic Palermo sulla Parmaval per 1-0. Capolista che al momento si trova a 27 punti con il Gela adesso al secondo posto con 23 grazie a questa momentanea vittoria a Marineo. C'è il gol del San Giorgio Piana con Maltesi. San Giorgio Piana 1, Partinica Audace 0. Cabrera al limite morbido verso Ronde, pallone leggermente sporcato perché stava arrivando all'esterno della super giovane Marrone. Cabrera. Orozco non si aspettava il passaggio. Marrone, finta, Suba. Pallone che arriva nella zona di Mane che supera Ba, poi spazza tutto Musso. Pallone che arriva a Campodonico. Super giovane che in questo campionato ha compiuto una grande rimonta. Sempre più al Failla contro la Folgore Castelvetrano, era sotto però di 2 gol, quindi sullo 0-2 la squadra di Vittorietti è riuscita a vincere per 3-2. Chissà se oggi accadrà la stessa cosa. Siamo qui per capirlo per i prossimi 40 più recupero. Però adesso il pallone di Ba. Caronia, largo. Adesso Lopez per Taibi al limite in mezzo a 3. Taibi cade, non c'è nulla. Ha conquistato tantissimi calci di punizione nel corso del primo tempo. 6-0 della Folgore Castelvetrano sul Casteldaccia. Il gol di Idrisu. Folgore 6, Casteldaccia 0. Cabrera allarga da Billetta, si accentra Billetta, fallo, no, secondo l'arbitro e siamo al limite. Lascia proseguire Currò di Messina. Episodio da rivedere sicuramente con l'atterramento di Billetta in aria. Si continua a giocare e invece no, perché
C'è un giocatore a terra, ovvero Musso del Castellammare, che ha rischiato poco fa. Rimane a terra l'ex Siracusa. Adamo ne approfitta per non far distogliere al suo Castellammare la concentrazione, perché il capitano oggi prende la fascia di Messina, squalificato, lo ricordiamo, assieme a Mattia e Danilo Terranova. Nella super giovane assenti Sidico, Prestianni e Pappalardo. Billetta verso il centro, Ronde troppo in ritardo dato che proveniva praticamente dalla fascia. Cabrera, tentativo di Veronica anche da parte sua nel corso di questa partita, riesce a metà con la pressione di Lopez. Penisi, Orosco passa e subisce fallo. Chiede scusa Caronia. Punizione per il Castelbuono. L'ultima volta Alfaila Cabrera ha segnato su punizione diretta, siamo un po' lontani qui. Barriera 2 per il Castellammare, parte Cabrera forte dentro, colpo di testa di Pennisi sul fondo. (5-0) del San Vitolo Capo sul Lascari Cefalù, segnato Bulades. Prima aveva trasformato un rigore, adesso segnato su azione, dunque San Vitolo Capo 5, Lascari Cefalù 0. Lascari sempre più ultima in classifica, dato che la Folgore in larghissimo vantaggio sulla Casteldaccia sale a 11 punti, Lascari che rimane a 5. Pallone lungo di Caronia, lo insegue Bace Mané che evita l'angolo, c'è la rimessa laterale. Vittorietti vuole Ronde pronto a ripartire. Fallo su Marrone. Colpo al volto. Pennisi. Per un attimo voleva servire Ronde, poi ci ha ripensato Mané. Mendia. Marrone, Orosco continua la sua corsa, Mendia infatti la riceve nuovamente, deve affrontare Musso che recupera e serve Taibi, buono il controllo, Marrone, c'è il fallo nei confronti dell'avversario.
C'è la munizione per Billetta. Altro giallo che si aggiunge a una lunga lista. Nella Super Giovane ammonito anche Orosco, nelle Castellammare Caiozzo. Punizione battuta dal Castellammare. Caronia di testa Manè, la riprende Lopez, dietro ancora Caronia. Frisella. Sale nel frattempo Tarantino in fascia, troppo tardi per passargliela, infatti poi ha cercato Lopez. Alla fine allarga Orosco. Mendia per Billetta, particolarmente indietro, adesso gira per Iker Gonzalez. Pennisi verso Manè, tutto su Tarantino. Se la cava, la riprende Iker Gonzalez, si aggrappa Frisella. Super Giovane che continua ad avere il pallone. Pennisi, Maltese, allarga da Mendia. Billetta, Mendia lo segue. Cross basso in mezzo, Maltese, un po' di fatica, c'è anche Ronde, si gira. Calcia largo. Era molto difficile guardare la porta. Ha pensato di calciare ugualmente. (7-0) della Folgore Castelvetrano sul Casteldaccio. Ancora Idrissù, tripletta segnato su calcio di rigore. Folgore Castelvetrano 7, Lascari Cefalù 0. Fallo su Ronde. Che nella zona del lobo di entrambe le orecchie ha una copertura bianca abbastanza visibile. La battuta di Cabrera della punizione. Pallone al limite, lo allontana Caronia. Iker Gonzalez. Trama del secondo tempo chiara con la Super Giovane che vuole il gol del pareggio. Cerca il fallo da rigore. La squadra di Vittorietti con la trattenuta. Cabrera. Orosco anticipato da Caronia. Castellammare che avrebbe dello spazio 3 contro 3. Ancora Caronia contro Marrone senza fallo. Poi Caronia finisce giù. Adesso sì che c'è il fischio dell'arbitro. Punizione. Per il Castellammare. Schema. Tutti ingannati. Alla fine parte Musso. In mezzo Campodonico la lascia scorrere. Meno di mezz'ora per raggiungere eventualmente il pareggio per la Super Giovane Castelbuono. Cerca palla Iker Gonzalez, Frisella. Penisi ancora da Mendia. Cabrera. C'è lo scambio tra i due, poi pallone spazzato fuori. È rimessa battuta.
in spaccata Musso. Adesso Marrone verso Ronde, salta in alto Tarantino. Orozco contro Frisella. Orozco protegge anche il pallone. Calcio di punizione. Cabrera batte in fretta. Ronde contro Tarantino. Sì, c'è il cross basso, ma debole. Comunque Frisella la butta fuori. Rimessa laterale per la super giovane. Sempre attiva. Rimessa lunga Pennisi, colpo di testa all'indietro. Cercava Maltese. Adamo. Campodonico se la chiama. Ha accorciato da Don Carlo Misilmeri a Trapani con l'Accademia il gol di Cosentino. Accademia Trapani 3, Don Carlo Misilmeri 2. La partita è subito finita con una vittoria incredibile e preziosissima per la squadra di Amoroso. Così come è incredibile la sconfitta del Misilmeri, che perde così il secondo posto per mano del Gela, attualmente avanti a Marineo. Marrone voleva Ronde, ma c'è Caronia. Bah, la stava passando a Lopez. Bah, comunque si prende la punizione. Bah, la mette giù alla fine Lopez. Frisella vuole il passaggio all'indietro verso Bah. C'è Iker Gonzalez. Rimessa battuta immediatamente. Mané. Villetta. Lancio profondo verso Ronde. Tarantino sempre prima. Cabrera si gira, non pulito ma efficace. Ancora Cabrera. Allarga da Mendia. Calibra il cross in mezzo. Adamo. Prima di Maltese. Ci prova la super giovane, ma arrivano pochi pericoli dalle parti di Di Paola, che esce in questo momento. A bordo campo si muove il Castellammare. Tutto tace invece per la super giovane. Panchina corta per la squadra di Vittorietti. Potrebbe entrare Cotugno, anche Mazzola, ma sarebbe una scelta difensiva e non è ciò che vorrebbe la super giovane in questo momento. Castellammare invece che ha a disposizione Francesco Pitanza per l'attacco, in modo tale da far rifiatare uno tra Taibi e Ba. Vedremo se ci sarà modo. Lato Castellammare del esordio eventuale di Bussa. Il tiro in diagonale di Maltese. Di Paola in due tempi.
Si prende qualche secondo in più il portiere del Castellammare per poi dare il pallone agli avversari. Marrone. Lato Castellammare è proprio Pitanza a intensificare il riscaldamento. Billetta. Cabrera. C'è Caronia che protegge anche con il fisico e si prende la punizione. Allontanato Mendia perché si stava andando a scatenare qualcosa. L'arbitro parla sia con il boliviano sia con Musso. Punizione che verrà battuta da Di Paola. 20 minuti alla fine, più recupero che ci sarà. Castellammare che per ora si è chiuso, fallo su Ronde, nessun cartellino in vista. Castellammare che oltre ad aver colpito il palo sullo 0-0, dopo aver segnato ha avuto la chance con Adamo di testa sugli sviluppi di un angolo. Penisi in verticale per Ronde, c'è il varco trovato, Ronde fino in fondo, prova il cross basso di Tarantino, è risultata decisiva quella leggera spinta che ha messo non del tutto fuori gioco l'avversario, ma ha inciso comunque. Rimessa lunga di Iker Gonzalez, Ronde non la prende benissimo, ancora Iker Gonzalez, Ronde calcia, lamentato un tocco e praticamente fallo in attacco. Doppio cambio in vista per il Castellammare, chiamato adesso a bordo campo, ed entra proprio Pitanza, come avevamo un po' previsto. Entra anche Piazza, 2 cambi offensivi, esce Taibi. Entra Pitanza. Anzi, esce Taibi, entra Piazza al posto di Pitanza. Si sta ancora scegliendo il giocatore da far andare fuori, e Ba che esce dall'altro lato. Dunque dentro 2 attaccanti per 2 attaccanti. Di testa Tarantino, impegnato moltissimo oggi. Rimesso laterale di Iker Gonzalez, ancora Tarantino. Iker Gonzalez si prende la rimessa ai danni di Lopez. Gonzalez dietro. Orozco. Mendia. C'è però Musso, la prende comunque Cabrera. Si allarga Billetta, servito adesso sullo stretto, non arriva il pallone per Mendia. Esce comunque fuori, è rimessa per la super giovane. Altro fallo qui. Terra c'è finito Orozco.
Riscaldamento anche per un giocatore della Super Giovane a bordo campo. Dunque Vittorietti andrà tra poco. Anche lui con il cambio. Cabrera batte la punizione. Esce Di Paola. Il rinvio dall'ex Casteldaccia. Villetta, Cabrera, profondo verso Ronde, in anticipo Tarantino. In evidenza molto in questo secondo tempo, così come lo è stato Frisella nel primo. Entrambi mancini. Lato Castellammare. Frisella con la spalla la protegge, circondato da 3 uomini. Frisella calcio verso la porta, ma il gioco era già fermo. Accorce l'Ascari Cefalù a San Vito, gol della bandiera, partita che è finita 5-1. Altri cambi, esce Iker Gonzalez nella Super Giovane, entra Cotugno. Nella squadra di Cardinale, il Castellammare, è uscito Frisella, autore di una grande partita. Al suo posto Pizzolato. Dunque, terzo cambio per il Castellammare, è arrivato poco fa il primo per la Super Giovane Castelbuono. L'arbitro parla con Adamo. Adamo ha detto all'arbitro: quando si riprende, c'era praticamente Frisella che è rimasto oltre la linea del fallo laterale a parlare con un proprio dirigente sulla partita che ha giocato, quando Frisella doveva raggiungere l'altro lato del campo. Cabrera, mano su Pittanza ad allontanarlo per poter battere la punizione. Cotugno, primo pallone toccato, non felicissimo, giù Pittanza, fallo di Marrone. A terra anche Caronia, che dice all'arbitro: devo allacciarmi le scarpe. Castellammare che nel secondo tempo ha pensato soltanto a difendersi per mantenere questo vantaggio che al momento risulta preziosissimo. La squadra di Cardinale per la prima volta in campionato ha trovato il gol anche lontano dal Matranga, grazie a Ba al 31esimo. Maltese, c'è Caronia senza fallo, adesso Adamo, spinta da dietro, sì, di Cotugno. Anche Adamo si prende qualche secondo.
Caronia batte la punizione di prima in mezzo. Il servizio verso il centro dell'area. Campodonico. Mané. Il pallone arriva a Mendia. Marrone, Pennisi. Orozco. Largo troppo verso il centro rispetto alla posizione di Mendia. E allora Piazza su Pittanza che fa da sponda, poi Mané di testa. Marrone sul filo della linea del fallo laterale. Anche in questo caso Mané la salva. Serve dietro Campodonico. Rinvio che però colpisce gli operatori della Croce Rossa. E allora rimessa laterale per il Castellammare. La riprende Marrone. Orozco. Sale in fascia Ronde. Anticipato da Emanuele Lopez. Musso la tocca Pennisi, pallone a Campodonico, squadre larghe. Nel momento in cui il pallone si perde, altro errore di Mané. Marrone, non c'è fallo qui, la riprende Cabrera. Tacco dietro a Mendia, si continua per il vantaggio. Mendia verso il centro maltese, scorre, sì, la allontana Tarantino. Pallone per Pittanza, si complica la vita, scivolata di Cabrera, non la prende, giù Pizzolato, fallo su di lui. Caronia. Lo stop di petto. Orozco rischia. E infatti il pallone viene recuperato da Pizzolato. Lo propone verso il centro. Il tiro di Pittanza. La parata di Campodonico. Il pallone è rimasto lì. Mané. Rischia un attimo. Ha pareggiato le parti Nica Audace. A Piana degli albanesi il gol di Miceli. San Giorgio Piana 1, Partinica Audace 1. Mané. Marrone. Passaggio non per Orozco, ma per Caronia. Il Castellammare potrebbe ripartire in contropiede in un attimo, perché la super giovane è tutta riversata in avanti. La carica di Torre Messina dalla gradinata verso il suo Castellammare, giù Pizzolato e Mané. C'è il fallo del centrocampista ospite. Ha chiesto scusa a Pizzolato. Adesso Ronde avanza su di lui Lopez, si butta a terra, poi il passaggio viene respinto da Pizzolato, manata di Mané. Poi Cabrera interviene su Di Paola e Di Paola va duro su Cabrera. Di Paola cerca di parlare con Cabrera, fermato il portiere delle Castellammare, anche dai compagni. Vengono allontanati due. Fatto sta che ci sono due giocatori delle Castellammare a terra, Tarantino e Lopez.
Arriva anche l'arbitro a parlare con Adamo, il capitano delle Castellammari. Insieme a Pennisi, l'arbitro adesso parla con Di Paola e Cabrera. Ammonizione per entrambi. Si continua a parlare. Sembra non farcela Lopez. È stato chiesto il cambio. Questo è altro tempo guadagnato dalla super giovane. Si può andare con il cambio. Per il Castellammare. C'è anche l'intervento della panchina per Lopez, che è stato accompagnato fuori. Entra Ribaudo al suo posto. Cambio offensivo anche questo. È finita Sciacca 1-1 tra Unitas Sciacca e Marsala. Si riprende da una rimessa laterale per la super giovane, battuta da Mané. Pitanza. Dietro si lamenta un tocco con la mano. Poi c'è fallo. Su Orozco. Mendia. Villetta cerca il cross. Ribattuta. E continua la super giovane. Cabrera. Marrone. Mané. Subito attaccato. Marrone gira. Da Orozco. Ancora la squadra di Vittorietti. Passaggio in verticale di Mendia, che si era centrato. Voleva servire Pennisi, che si è spostato in avanti. E Marrone che si è abbassato. Si lamenta un tocco con la mano di Pittanza. Non c'è nulla per l'arbitro. Si continua. Il lancio lungo di Mané, rovesciata, provata, poi il tentativo di Maltese, la super parata di Samuele Di Paola. Maltese rischiò il gol così anche nella sfida contro il Marsala. Pareggiata 0-0 qui al Failla. Di Paola compie un gran intervento. Fallo in attacco di Pennisi. È arrivato anche il dato spettatori. Dall'assistenza di produzione sono 124 i presenti oggi al Failla di Castelbuono. Due settimane fa erano quasi 300. Sempre meno gente. Ad aver guardato la super giovane in casa. Rischio in aria, colpo di testa di Pittanza.
La prende Campodonico. Il tempo scorre per la super giovane. Mancano 30 secondi più recupero. La squadra di Vittorietti sta lottando da un tempo intero per segnare. Cabrera finisce giù contro Ribaudo. Non c'è nulla. Poi è Marrone a toccare per ultimo. Inizialmente la rimessa laterale era stata data al Castellammare, poi c'è stato un cambio di direzione della bandierina. Mané avanza, stava arrivando il pallone a Maltese, insiste Mané. È anche un po' fortunato. Cabrera. Viene chiesto il tiro da fuori da parte sua. Villetta, sale Mendia, cross in mezzo, respinto da Milana, calcio d'angolo per la super giovane. Tempo di recupero. La super giovane lotta in questo finale per il pareggio. Chiamato lo schema. Parte Cabrera, giro in mezzo. L'aveva toccata Ronde, pallone ancora vivo, spazzato da Caronia. Lo riprende Orozco. Pallone basso, un regalo per il Castellammare che può andare avanti con tanto spazio a disposizione. Pittanza cercava nuovamente Pizzolato. Passaggio impreciso. Stanno saltando tutti gli schemi. Cabrera allarga. Il cross riuscito male alla super giovane. Pallone che raggiunge i tifosi. Speranze che si spengono sempre di più per la squadra di Marco Vittorietti. Che ha subito nel primo tempo un gol beffardissimo. Qui c'è un'evidente spinta di Mané nei confronti di Pittanza. Secondo il portoghese è stato fatto per una buona causa, dato che anche lui ha lamentato qualcosa da parte dell'avversario. Punizione per il Castellammare. Battuta adesso. Piazza. Lo insegue Rosco. La rimessa è trapanese. Lo scambio con Tarantino. Piazza la mantiene in campo. Il pallone in questo momento è sulla linea di porta. Riciclato da Tarantino. Mette in mezzo basso il tacco di Pittanza. Con il pallone ripreso da Fabian Mendia. Pallone a metà campo, Maltese. Lo passa dietro ma agli avversari. Non ci arriva Pizzolato. Interviene anche Caronia. L'alzata di Caiozzo, pallone fuori. Quarto di recupero. Si continua a giocare. Qualcuno vorrebbe il triplice fischio. La super giovane non molla. Mané sale, palla al piede, si ferma, passo in mezzo a due. Mané alto. Poi si lamenta con Tarantino e gli dà una manata dietro il collo, sulla nuca. Giallo per l'ex giovanili del Porto. Altro giallo nel corso di questa partita. Dopo questa interruzione, ritmo che si spezza decisamente a sfavore della super giovane.
Il rinvio di Paola. Di testa Mané verso Ronde col bacino Tarantino. Piazza. Lo insegue Mané. Pallone fuori. Retropassaggio a Campodonico. La passa a Cabrera. Pallone recuperato da Pizzolato. Cross in mezzo. C'è Ribaudo in fuorigioco. È finita a Piana degli Albanesi. È 1-1 tra San Giorgio Piana e Partinica Audace. Avanza la Super Giovane in questo finale. Qui non è finita il file. Ancora Mané. La spazza via Pittanza. C'è fallo però. C'è giallo per Tarantino. Altro cartellino estratto dall'arbitro oggi. Ammonita 2/3 della difesa del Castellammare. Sale anche Lautaro Campodonico dalla porta verso l'area avversaria. Punizione di Cabrera. Cercato proprio il portiere che la colpisce di testa. Ma la manda fuori. È ufficiale questa vittoria incredibile del Castellammare 1-0 a Castelbuono sulla Super Giovane. Ha deciso Ba al 31esimo su un errore in difesa di Mané. Super Giovane che ha attaccato per l'intera ripresa, non ce l'ha fatta a battere Di Paola che si è superato su Maltese in rovesciata. 3 punti fondamentali per il Castellammare. Un gol fondamentale per il Castellammare in trasferta, il primo del suo campionato. Un successo che porta la squadra di Cardinale al confine della zona playoff. Stop che non ci voleva per la squadra di Vittorietti, che qui al Failla non aveva mai perso in questo campionato. Il gol di Ba ha deciso tutto. Animi un attimo accesi in questo finale, con discussioni verso l'arbitro, che ha avuto un bel po' da fare oggi. Gli applausi della curva della Super Giovane, che comunque ha apprezzato lo sforzo. Esulta il Castellammare che trionfa qui al Failla, vincendo un match in cui ha sofferto in tutta la ripresa, stando in una metà campo molto affollata dai giocatori della Super Giovane Castelbuono, che hanno cercato il pareggio. Prossima settimana Super Giovane che andrà a Casteldaccia per una sfida a salvezza tutta da seguire. Castellammare che invece ospiterà l'Accademia Trapani, un altro match da prendere con le pinze visto l'esito di oggi. È tutto dal Failla. Grazie della